Abbiamo organizzato questa sera un incontro con il giornalista reporter Tony Capuozzo, che è celebre per essere stato in vari teatri di guerra, ma questa sera lui ci presenterà il suo libro, che è già un successo di editoria e che si intitola Il segreto dei Marò. Questa sera, come il Rotary fa sempre, non è una sera che ha connotazioni politiche, ma una serata che ha connotazioni di risveglio dei popoli rispetto a queste malversazioni che sono avvenute a livello internazionale. Ogni tanto facciamo serate come queste in cui non siamo soli, ma siamo con altri 3 Rotary Club, che sono i Rotary Vicenza Palladio, i Rotary Mantova Castelli e i Rotary Mantova San Giorgio. Come spesso succede quando ci sono celebrità, anche questa sera si sono aggiunte persone che non sono rotariane. Questo però è il nostro obiettivo, trasformare questa sera in una specie di Rotary Day in cui facciamo conoscere che il Rotary è anche questo. Voi sapete che c'è in corso un arbitrato all'Aia in Olanda, che è un arbitrato internazionale che deciderà chi ha il diritto a fare il processo su quello che avvenne il 15 febbraio del 2012, 4 anni fa. Questo arbitrato durerà 2 anni, come minimo. Vuol dire che i 2 fucilieri di marina dovranno aspettare alla fine 6 anni prima di poter essere giudicati. Ora, siamo un popolo bue e pecorone, questo è vero. È una cosa che non ci tocca nei portafogli, questo è vero. Però c'è anche un limite, no? C'è anche un limite e io credo che agli italiani questi 2, fuori di ogni retorica, perché qui non si tratta di Nazario Sauro o di Cesare Battisti, ma con il loro comportamento degno, con la loro disciplina, con il loro silenzio, con il loro... che ti danno l'idea però che qualcuno si approfitta di questo. Beh, ti danno il senso, come è successo tante volte, che a volte l'italiano medio, ricordate prima la Grande Guerra, Sordi e Galli, l'italiano medio è un po' meglio di quelli che lo dovrebbero comandare, di quelli che lo dovrebbero governare, di quelli che lo dovrebbero rappresentare. Gli hanno addossato delle morti che non sono state provocate da loro. Loro hanno sparato contro un tentativo di abbordaggio pirata nel pomeriggio. 5 ore dopo c'è stato un altro incidente in cui sono morti 2 pescatori. L'hanno addossato agli italiani, la polizia, la magistratura, il governatore del Kerala, perché intanto per nascondere probabilmente un disastro. È facile che i 2 pescatori siano stati uccisi dalla Guardia Costiera indiana, e poi perché gli italiani, oltre a essere consegnati dalla diplomazia fiacca del nostro paese, si prestavano perfettamente a un gioco politico. Soltanto a vedere i fatti, e i fatti dicono che quando loro si protestano innocenti dicono la verità.